Salve, io sono Luciana Maci, questi sono i 100 libri e oggi parliamo di Steve Jobs di Walter Isaacson, edizioni Mondadori. Perché leggere un libro su Steve Jobs quando ci sono già tanti film, tanti documentari, tanti tipi di narrazione? Poi lo conosciamo, Steve Jobs è stato un grande innovatore, ha rivoluzionato il mondo dei computer fondando la Apple, ha rivoluzionato addirittura la storia dei film di animazione quando ha acquistato la Pixar ed è nato il successo di Toy Story, ha rivoluzionato la musica con l'iPod, la telefonia con l'iPhone. Allora perché leggersi questo libro? Ci sono dei motivi e li spiegherò. Innanzitutto perché la storia di Steve Jobs è veramente un grande romanzo delle innovazioni e vale comunque la pena di essere ascoltata sia a cinema sia leggendo un libro. Sappiamo che Steve Jobs ha avuto una vita appassionante, affascinante, caratterizzata da una serie di alti e di bassi. Lui stesso aveva un carattere fatto di alti e di bassi, era irascibile, scontroso, un carattere davvero difficile, ma allo stesso tempo era illuminato, geniale, capace di vendersi, un personaggio veramente insomma che appassiona, e quindi il libro è sicuramente divertente. Un altro motivo per cui il libro va letto è per avvicinarsi a questo mondo. Magari non tutti conoscono ancora bene la storia di Steve Jobs o vogliono capire di più di questo mondo dell'innovazione, delle nuove tecnologie che insomma è nato soltanto il secolo scorso per certe cose, e quindi può essere un approccio a questo universo, un approccio soft. Invece di leggere manuali specialistici che poi verranno letti in un secondo momento, si può iniziare così, perché oltre alla vita di Steve Jobs qui dentro ci sono le tappe, alcune delle tappe dell'innovazione tecnologica internazionale del secolo scorso e di questo secolo. Un ulteriore motivo per leggere questo volume è perché è fatto veramente bene e ci dà un'idea del personaggio a 360 gradi. È un esempio da seguire, per esempio, per tutti i giornalisti che vogliono scrivere delle biografie. Walter Isaacson è un grande giornalista, è stato caporedattore della rivista Time, è stato amministratore delegato e presidente della CNN, e per fare questo libro, che è un'opera veramente monumentale, ha fatto una quarantina di interviste con Steve Jobs e ha incontrato centinaia di suoi amici, familiari, parenti, anche nemici. Quindi ha veramente scandagliato la vita e la personalità di Steve Jobs, tanto che è l'unica biografia autorizzata e non è mai adulatoria, non ne fa un mito così soave e fantastico, ne racconta anche i lati oscuri, ne racconta le difficoltà, le ombre, perciò è un modo per avvicinarsi veramente a questa persona e alla sua storia. Un regista in fondo dà il suo taglio, può scegliere di puntare i riflettori su certi elementi di una storia e trascurare altri. Il documentario lo stesso, un documentarista magari è più attento alle tappe cronologiche, storiche, e magari affronta meno i lati psicologici. Qui c'è tutto. Qui veramente si finisce di leggere avendo capito molto, se non tutto, perché tutto non si può mai capire, della vita del personaggio. Raccontare il libro sarebbe inutile, sarebbe lungo, ma io voglio raccontare 3 cose che mi hanno colpito e da cui ho tratto degli insegnamenti anche personali. La prima cosa, il primo insegnamento che ho tratto è che nella vita ce la possiamo fare anche se non abbiamo genitori potenti, anche se siamo figli di nessuno, anche se siamo orfani, perché questa è la storia di Steve Jobs. Come molti sanno, Steve Jobs è stato abbandonato dal padre siriano e dalla madre svizzera, è stato adottato da una famiglia californiana, una famiglia di umili origini, di modeste origini, ma molto molto intelligente, che ha capito immediatamente di aver adottato un figlio diverso,
diverso in modo positivo, particolare, geniale, l'ha secondato, l'ha favorito, l'ha accettato, tanto che il padre adottivo di Steve Jobs è stato probabilmente l'unico, se non uno dei pochi, oltre alla moglie di Jobs, a riuscire a controllarlo, a controllarne in qualche modo l'irruenza e il brutto carattere. Un altro elemento che mi ha molto colpito è il matrimonio che Jobs è riuscito a celebrare tra due mondi completamente diversi in apparenza: il mondo della controcultura, della Beat Generation, dei figli dei fiori, e il mondo delle nuove tecnologie, dell'informatica, dei nerd, che sembrerebbero quanto più distante esista. Invece lui è riuscito a coniugarli, perché lui stesso è stato un figlio dei fiori, è nato nel 1955 a San Francisco, è morto nel 2011 come sappiamo, e in gioventù ha vissuto questa vita di hippie, ha conosciuto varie culture, è stato attratto dalle culture orientali, ha anche fatto uso di sostanze stupefacenti, per esempio dell'LSD, e infatti ai colloqui chiedeva ai giovani aspiranti a lavorare con lui cosa ne pensavano dell'LSD, se secondo loro era buono prenderlo. Quindi era veramente un personaggio particolare con varie sfaccettature, ha avuto anche una storia d'amore con John Baez che è raccontata nel volume, ed è riuscito a mescolare questi due mondi, tecnologia e controcultura. Come l'ha fatto? Per esempio il design pulito, essenziale dei prodotti Apple deriva proprio da questo suo desiderio, da questa sua passione per l'Oriente, per la spiritualità. Infatti in casa, per esempio, lui non aveva mobili, le persone che venivano sedevano per terra sui cuscini, perché lui amava le linee pulite, gli spazi vuoti, e tutto questo è stato trasferito nei prodotti Apple e ne ha fatto il successo, perché Apple è molto apprezzata, molto ricercata proprio per la pulizia del design. Il terzo e ultimo elemento che mi ha colpito è stato che quest'uomo ha avuto senz'altro una vita anche sentimentale non facile, ha avuto una figlia in giovane età, per molti anni non l'ha riconosciuta, del resto lui stesso non era stato riconosciuto, probabilmente si portava dietro delle ferite, ma alla fine ha trovato la persona giusta, ha trovato una moglie che lo ha accettato, lo ha capito, gli è stato vicino fino alla morte, e quindi alla fine insomma anche l'uomo più grande, anche il genio più illuminato, anche l'innovatore più rivoluzionario, alla fine della propria vita non fa che tirare le fila e capire quanto amore ha seminato nel mondo e quanto ne ha avuto. Jobs ha seminato amore, sicuramente ha seminato rivoluzione, ha seminato disruption, ha seminato innovazione, e nel bene e nel male ha dato tanto a molti, direi soprattutto nel bene. Ecco perché questo libro, a mio parere, va letto.